Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Formula 1 e siamo a Spa. Ragazzi, mi aspettavo due qualificazioni migliori, invece solo 12° tempo, che con tutte le migliorie non me l'aspettavo, in una gara che reputo favorevole, però lo sappiamo che questo gioco e il Cume smentiscono qualsiasi cosa. Allora, qua abbiamo la strategia di gara, comincia con la pioggia, ma poi sarà sereno, comunque parzialmente sereno, quindi a mio parere passeremo alle gomme d'asciutto. Io qua direi di fare una partenza molto aggressiva a livello di carburante e sperare di non far cappelle. Vabbè raga, andiamo. P12, Gran Premio. Vai raga, sempre pericolosa, Spa con la pioggia. Vai! Si parte, si parte, si parte, si parte, si parte, Gran Premio di Spa. Mamma mia, yellow flag intanto, yellow flag. Perez fuori, attenzione, incidentone, Perez fuori, subito colpo di scena. Però noi siamo 15esimi, abbiamo perso, non so. Lunghissimo, lunghissimo. Mamma mia. Difficoltà, difficoltà. Addirittura 16esimi. Non ho parole raga, partenza disumana da quanto brutta. Vabbè, esistono purtroppo. Ok, non è stata una grande partenza, Lo so. rimettiti in carreggiata. 4 posizioni perse. Anche questa è la Formula 1 ragazzi, gare che sono favorevoli. Tanto qua superiamo molto bene Russell, però non mi aspettavo one disaster del genere. Troppa paura forse, non lo so. Previsioni del tempo. Le previsioni attuali sono di circa 5-10 minuti di pioggia prima che si asciughi. Le gomme intermedie sembrano le più indicate. Madonna, quindi veramente sarà una gara... Sarà una gara asciutta per la maggior parte. A questo punto meglio, forse mi sento un po' più a mio agio. Dai ragazzi, andiamo. Sto facendo fatica ragazzi a tenere la macchina in queste condizioni, non me l'aspettavo. E di solito con la pioggia vado bene. Però c'è ancora presto. Giro record di Gigi. Fastest di Gigi. Fastest di Gigi. Il Cume ci prova, il Cume ci prova. Ok. Bella mossa, sì, buon sorpasso su Weber. Ora c'è Lando. C'è il piccolo Lando da superare. Attento come a non tagliare, il problema è che proprio non riesco a prenderla in pieno. Oh, attenzione, Weber che va in testa, incredibile. Bandiera verde. Russell fuori e Weber squalificato. Oh my god, sta succedendo di tutto. La pioggia a Spa è così ragazzi. Non so cosa sia successo dietro, ma è stata una cosa abbastanza leggera, ma che ha portato a tutto questo. Mamma mia ragazzi. Gara a eliminazione, 2 giri e siamo già meno 3. Ero davanti io sinceramente, non ho ben capito Russell poi perché io avevo Weber dietro mi sembra. Boh, non so, guarda ragazzi, vaneggi puri, ma con la pioggia a Spa quasi tutto è concesso. Mamma mia, che inizio signori, che inizio. La pioggia a Spa arrivando al limite dell'erogazione delle sta portando vaneggi purissimi. Prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione delle RS per evitare che accada.
Cristo, giro record, non so di chi, forse di Gigi Hamilton. Sto cominciando a prendere un po' di ritmo, solo che abbiamo perso troppe posizioni, cioè 4 posizioni perse al via sono un po' eccessive, diciamo. Tanto c'è stato veramente un contatto dietro che non so, sicuramente non è stata colpa mia perché il contatto è stato veramente minimo. Consumiamo un po' di energia aumentando l'erogazione delle RS. Ok. Dai vecchio su. Dai vecchio Kuma. A questo punto veramente non vedo l'ora di avere cielo sereno e non pioggia perché non siamo competitivi sul bagnato a Spa per il momento. Tutt'altro. Anche se dietro, anche se davanti comunque non è che stanno andando a velocità sconsiderate, a parte... La batteria è a posto, puoi usare la modalità sorpasso per superare. Ok. Mamma mia, quanto rischiamo. Basta un testa a coda e ciao gara. Abbiamo Lando davanti. Qualcuno sta rallentando, sta con briccola, però, Siamo tutti abbastanza vicini, almeno questo gruppotto centrale. Ricciardo. Credo che la pista sia abbastanza asciutta da poter cambiare le gomme. Manteniamo quelle intermedie ancora un po'. Mamma mia che rischio, mamma mia, stavo andando fuori. Sto sbagliando troppo. Stiamo sbagliando veramente tanto. Guarda quanto ho perso, mamma mia. Ero vicino al gruppetto e ho perso 2 secondi, Dio Cristo. Giro record di Gigi, fastest di Gigi. Mamma mia, se sta andando di santa ragione qua, Forse il Grosjean anche, non lo so chi ha problemi, ma... Sta gara è veramente piena di colpi di scena. Attenzione, c'è Norris da superare, o quantomeno provare a superarlo. Ciao Norris, ciao Lando, bye bye Lando, bye bye. 13esimi. Very compliment, come very compliment. Adesso qua è pericolosa lo Rouge. Con la pioggia proprio non riesco a prenderla minimamente in pieno e neanche lontanamente proprio. Non piove quasi più comunque. Guarda quanto se le stanno dando qua, questo è bene per me. Bisogna solo non sbagliare l'entrata ai box, perché dopo col traffico sarà un casino, prevedo già vaneggi. Ricciardo sta veramente rallentando chiunque. Male Rick, male. Ok, qua ho rischiato troppo però. Qua ho rischiato veramente troppo. Attenzione Norris. Ma Ricciardo, è pazzesco Ricciardo. Sta rallentando tutto il pelotone. Ma Dio Cristo Ricciardo, vaffancuore. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Le hard. D'accordo. Ok, quindi io mi consiglio di andare direttamente di hard dopo, quindi finire la gara così. Tutti va nei box adesso. No, vado al prossimo, la rischio, non posso aver tutto quel traffico, rischio Kumendiano. Lando è ai box per la sosta. Ora puoi rientrare. Anche Gigi ha messo le hard. Box, ma non so. Strategia forse scellerata, infatti arrivano tutti. Penso che ho perso qualsiasi chance di punti. Vabbè. Fuori, esci ora. Vediamo. 11esimi.
13esimi. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai Tutti box. hanno messo le hard. Se ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Mamma mia. 13esimi. 3 posizioni le possiamo anche recuperare. Anche perché adesso comunque abbiamo, con l'asciutto secondo me pompiamo molto di più a Spa. Attenzione Kimi, vai che Kimi è roba nostra. Mi ha chiuso bene però Kimi, ma come fa un gran sorpasso qua. Sorpasso molto aggressivo. Dai che siamo tornati. Ok, bel sorpasso. Bisogna vedere se tutti hanno messo le hard, sarà un po' dura. Però presumo di sì. La pioggia è durata veramente 4 giri, incredibile. Pensavo un po' di più sinceramente. Dobbiamo ritornare il più velocemente possibile in zona punti. Vediamo Max. Ma anche Max è molto indietro, Max rischia il posto secondo me. Crisi nera per Max. Ok, d'altronde ho preferito andare ai box un giorno dopo, però la pista era già veramente tanto asciutta. Si asciutta velocemente qui. Ah, Spa. Intanto giro record di Gigi. Ennesimo fastest di Gigi. Ennesimo fastest di Gigi. Abbiamo Grosjean che forse è lui che va a far da tappo adesso. Adesso si prospetta un combattimento con Verstappen da paura o da panico. O da panico. Dai fioi. Possiamo prenderli questi, fino al Grosjean possiamo superarli comunque. Fino al Grosjean possiamo ciucciarceli. Ciucciamo Kuma, ciuccia. Dai. Mamma mia, sembra Zonta Shubi e Hakkinen, mamma mia. Che roba ragazzi, che sorpassi. Okay, il distacco da quella dietro è 3. Mamma mia. Secondi. Sta venendo fuori una gara epicas. Mamma mia che sorpassi ragazzi, ma sta venendo fuori una gara epica in questo momento. Casino, sorpassi micidiali. Sta succedendo il finimondo. Quello che piace a noi ragazzi, quello che piace a noi. Comunque la McLaren è competitiva, guardate Norris è nono e sta tenendo testa la Red Bull, siamo veramente competitivi. Adesso ho aumentato anche un aggiornamento sulla resistenza piano piano. L'avete consigliata che devo farla assolutamente. Mamma mia. Qua non ho fatto una gran curva. Dai Norris, rallentami Max. Rallentami Max, per cortesia. Perché vedi sull'asciutto ha molto più ritmo. Giro record di Charles. Fastest di Charles. Fastest. Attenzione Verstappen. Tenta il sorpasso su Lando. Mamma mia che duelli. Ma quello di prima era proprio, sembrava Zonta Schumacher Hakkinen del 2000. Questo è il Belgio signori. Questa è Spa. Sei a un secondo di distacco dalla vettura davanti. Prova a vedere se con il DRS riesci a superarla. Ci provo amore, ma non è facile. E mo vediamo, qua lo possiamo superare, Verstappen. Non riesco a prendere in pieno in gara però, Attenzione, Norris attento, Lando. Lando si fa superare, ahimè. Brutto sorpasso, se Verstappen se ne può andare. Io devo entrare in zona punti però. Siamo a caccia di Lando. Dai Lando, sono io il primo pilota. Ah, brutto errore, vaffancuore. Devo cominciare a togliere un po' di benzina. Ecco, lunghissimo. Un po' di tensione per il Kuma che non riesce a fare la zampata al 10° posto.
bello tosto Lando. Ha perso il ruolo di primo pilota, quindi è un po' disperato il buon Lando. Giro record di Gigi, fastest di Gigi. O secondo me qualcuno ha messo le soft, perché l'ho viste, forse proprio Devon, forse Butler, il piccolo Butler. Siamo a caccia di Norris ma non riusciamo a prenderlo. Sto facendo respirare un po' anche il motore e soprattutto devo cominciare a perdere molto vicini a Lando adesso. Siamo iper vicini a Lando, perché c'è l'iper Lando, grande supermercato l'iper Lando. Dai che me lo ciuccio, la carica della batteria dai che me lo bassa. ciuccio. Diminuendo l'erogazione dell'ERS possiamo raccogliere ciao, baby. più energia. Distacco dall'auto davanti, 2,3 secondi. Superato Lando. Entriamo in zona point. Entriamo in zona punti ragazzi, molto bene. C'è Sainz che torna in Formula 1 e adesso in questo momento è ottavo. Complimenti a Carlos Sainz Junior. Che stiamo recuperando bene adesso, siamo partiti 12esimi ma eravamo 16esimi dopo le 3 curve e Sainz mi sta rallentando Max. Tanti sorpassi oggi, questo è quello che vogliamo. Lando lo stiamo massacrando adesso, Verstappen supera Sainz come la previsione. Dobbiamo superarlo anche noi però, e velocemente. Red Bull è ancora più di noi, è normale, mentre Sainz non mi sembra impossibile da superare. Dai Kuma, cerca di portare a casa il sorpasso e blindiamo l'8º posto, salvo che il crollo gomme. In questo punto me ne stavo andando addosso poi, ma che cazzo però, rischio super inutile che mi stava costando la gara. Sainz non molla. Carlos Sainz non molla, per adesso è il nostro momento. Verstappen se ne sta andando ovviamente. Qua possiamo tentarla, abbiamo lo spazio forse. E arriva un altro ennesimo sorpasso di questa gara, bellissima, grande. Verstappen rompe il motore, Verstappen rompe il motore. Fuori dai giochi Max, fuori dai giochi Max. 4 ritiri, mamma mia, fuori dai giochi Max, e siamo settimi. Che culo signori, però c'è Butler con le soft e Butler con le soft non è mai una bella cosa. 4 ritiri, pioggia e la safety car non esce, non capisco perché esce così poco, vabbè, non pensiamoci. Attenzione, Butler ancora i box, sbaglia completamente la strategia, mi ho messo ancora le soft, non ce l'ha fatta arrivare alla fine, siamo settimi e intanto ritirati anche Grosjean e Lando Norris, il nostro compagno di squadra, veramente gara ad eliminazione. Però è incredibile che con tutti questi ritiri mai è uscita la safety car o la virtual, questa cosa mi sta un po' sui maroni, sinceramente. Raga, inizia l'ultimo giro e l'ingegnere metto che Bottas ha dei problemi, però la vedo duretta a superare anche lui. Gara pazzesca e Butler sta recuperando di brutto. 3 soste però di Butler, erroracci veramente per la Renault. Prima gara insomma un po' da dimenticare a livello di strategia per Devon Butler. Però con le soft è veramente attaccato adesso, Sarebbe un 7º posto un po' rubacchiato, però che cazzo se ne sa, cioè. Devon è là, però manca solo one lap.
Sono queste le gare che vogliamo. Noi vogliamo le gare ad eliminazione. Bottas, mi ha detto l'ingegnere che ha dei problemi, però non mi sembra siano problemi seri, insomma. Ok, battere vicino, ma per fortuna manca un lap, neanche. La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pazzesco, sarebbe stata bellissima una full, una gara completa 58 giri, sì, 58, no, cos'è? 40, 44 Spaudi, Ciantovic e Leclerc. Però ancora pioggia, quindi veramente perturbazione. Il distacco dalla vettura davanti è 4,5 secondi. Anche andiamo a portare a casa veramente un settimo posto fondamentale dopo una qualifica un po' così. I tanti incidenti mi hanno aiutato. Peccato non aver visto la safety car, perché sinceramente con tutti sti ritiri e l'incidentone anche quello iniziale, dove forse c'è anche una leggerissima colpa mia, ma non lo so dove, ha portato veramente a grandi cose. Ma intanto abbiamo settimi. Yes! È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Nel parco chiuso, va bene. Ottimo. Alla Binotto. Ed ecco il nostro vincitore, Felice Binotto. I trionfatori di oggi. Gara spettacolare, grande ciao. Prestazione impeccabile, doppietta Ferrari da parte addirittura, della Ferrari. complimenti. La storia non inganna e nessuna. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica. Giro record di Butler, il leader ovviamente. della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Allora, Oggi non sono mancate siamo a le un punto da dimostrazioni di Devon, talento, ragazzi. Luca. Ma chi è stato il pilota Il del Hülkenberg giorno, è secondo blu, te? è Non nero semplice, ma perché credo di dover scegliere nel Robert mondiale. Kubica. Bene. Mi ha stupito oggi Kubica e cosa ha penso che fatto? possa godersi meritatamente questo risultato. Vediamo come si presenta ora la Beh, classifica dodicesimo, del campionato diciottesimo. costruttore. Bravo. La Ferrari sale al comando. Buono, buono. Questa è veramente una prestazione importante, non tanto stupenda dal punto di vista proprio prestazionale pura, però buona perché abbiamo recuperato tante posizioni. E tu che ne dici? Diresti che il tuo rivale è ancora ai tuoi livelli? Posizione aumentata. Sei sentito a tuo agio sul bagnato oggi? Vai. Ti ringrazio. Grazie, anch'io amore, con quei bei dentini. Beh, grazie lo stesso. Beh, grazie lo stesso. Quanto goldona è. Ok, allora beh, Lando, poveretto, è il crollo landiano. E vinciamo un'altra. E siamo in vantaggio che su Ricciardo. E godo. Guarda che roba, fioi, mamma mia. Risultato eccellente oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo per il rinnovo del contratto. Verso la prossima sì, ha fatto grandi sembra sorpassi. che anche uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento storico. Se decidi sei di contento, sfidarlo, Bate, che siamo cresciuti avrai entrambi. l'occasione di farti conoscere meglio dal pubblico. È contento della nuova scuderia e ciao. Vediamo. No, questo scusami, era coso però, era Weber, scusate. Invece vediamo Butler. Vabbè, solite robe. Eccoli, vabbè, solito Butler, dai. La vecchia squadra, senza la mancanza di Butler, ma dove? Va buon raga, un saluto dal commento veneziano, altra grande prestazione, fioi, siamo grandi, ciao!